come in molti altri paesi e città del mondo, crediamo nella nostra biblioteca come cuore pulsante della cultura e della comunità. Spazi aperti a tutti, dove il sapere si incontra con la passione, la curiosità e l'incontro tra persone di ogni età e provenienza. Poggio è sempre stata famosa tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento per questo socialismo illuminato, in una comunità, in un territorio dove i possidenti, le classi più abbienti hanno sempre pensato anche invece alle fasce più povere e all'istruzione e alla cultura come mezzo per elevare tutta la società. Vengo da Pieve Santo Stefano, provincia d'Arezzo, dove ha sede l'Archivio Diaristico Nazionale e il piccolo Museo del Diario, che dal 2012 ospita in una teca il lenzuolo di Clelia Marchi. È un percorso, il piccolo museo multisensoriale, nato per raccontare la realtà dell'archivio dei diari, quindi dentro ci sono in una installazione molto emozionale, ci sono dei cassetti, ci sono delle installazioni, ci sono delle voci, dei suoni, ma in particolare, ecco, il pezzo più importante del museo è chiaramente il lenzuolo. Clelia, sapete che nel momento in cui ha perso improvvisamente il marito, ha deciso di scrivere il suo diario, il diario della sua vita, le sue memorie, quella che era ovviamente una vita umile ma anche difficile, e soprattutto di questa bellissima storia di amore con suo marito. Ha deciso di farlo sul lenzuolo che condivideva con suo marito, una immagine che ci parla del valore della scrittura anche proprio come valore terapeutico, come una necessità di esprimere i propri sentimenti, il proprio vissuto e di lasciarlo, di tramandarlo alle generazioni future. Io mi ricordo quando ero piccolo mi chiedevano di mio nonno, io dicevo che mio nonno si chiamava Arnoldo Mondadori Editore, perché era così che era scritto sulla copertina di Topolino. Io sono nato e vissuto in mezzo ai libri, di questa imponente parentela che avevo con mio nonno Arnoldo, per il quale il libro era un autentico oggetto di culto. Poi è chiaro che nella sua lunga carriera poi la Mondadori è diventata famosa in Italia, in tutto il mondo, anche per le riviste che erano ad altissima tiratura e divulgazione, però la passione del nonno è sempre stata quella del libro. Mio nonno proprio gli piaceva l'oggetto fisico libro, quando gli portavano le copie staffette dei libri appena usciti dalla casa editrice li accarezzava, addirittura annusava la carta, guardava i caratteri di stampa, controllava tutto, quindi per lui il libro è veramente una ragione di vita e quindi a maggior ragione immagino quanto gli avrebbe fatto piacere che nella sua città natale Poggiorusso gli abbiano dedicato una biblioteca. Trovo che sia una cosa che sicuramente l'avrebbe inorgoglito molto. Noi da sempre come territorio abbiamo creduto nelle biblioteche, oggi è stato detto, no, di questa rete mantovana, ma ricordo come da assessore alla cultura del mio comune, ero giovanissima, andiamo molto indietro nel tempo, avevamo fondato appunto la rete del Polirone, allora si chiamava così. L'inaugurazione di una biblioteca è anche una cosa maggiormente significativa, i libri sono una pietra importante e angolare dello sviluppo della nostra comunità, ma in sostanza il bello del libro, che l'importanza non è né l'autore né l'editore, il bello del libro è chi lo legge. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Amen. Andiamo? Ragazzi! Olè! Grazie a tutti!
avremo ancora altre occasioni perché stiamo ancora chiudendo alcuni importanti cantieri come quello del recupero delle vecchie scuole elementari per l'Istituto Alberghiero o la palazzina Ex Omni per il nuovo centro diurno per anziani, ma questa è una tappa fondamentale che parla al cuore di Poggiorusko, ai suoi valori, alle sue tradizioni, perché la cultura è sempre stata centrale a Poggiorusko, un paese che ha dato i natali a una grande figura, al più grande e famoso editore italiano come Arnoldo Mondadori, e che ha saputo trasmettere il suo sapere anche alle fasce più umili, più povere, avendo come esempio Clelia Marchi, quella bellissima signora che ha deciso di scrivere il diario della sua vita sul lenzuolo che ha condiviso col marito. Ecco, in questo troviamo i valori e i sentimenti di oggi, una comunità che si riappropria di quello che è uno dei suoi motori, della sua socialità, e che non guarda solo al passato ma che è fondamentale per il suo futuro. Tanta soddisfazione per la inaugurazione di questa biblioteca, per la quale la struttura commissariale ha contribuito con 700.000 euro, e non era scontato ovviamente una riapertura di una biblioteca in un mondo dove i ragazzi praticamente si dedicano a PlayStation, tablet e cellulari, mentre proprio il compito dell'istituzione è quello di mantenere assolutamente alta l'attenzione e la vicinanza delle generazioni, dalle più giovani anche alle meno giovani, proprio in questi luoghi di aggregazione, e la vicinanza alla cultura, alla lettura e alla scrittura. Finalmente l'abbiamo riaperta in tutto il suo splendore, abbiamo riaperto delle sale bellissime che erano parte del comune, con degli affreschi nuovi che abbiamo trovato dopo che abbiamo fatto i lavori di ristrutturazione, ma a parte quello abbiamo rimesso a dimora, tra virgolette, tantissimi volumi per la biblioteca. Abbiamo creato nuovi spazi per rendere la biblioteca non solo un luogo di lettura ma anche un luogo di aggregazione, facciamo dei corsi, facciamo dei laboratori, i ragazzi possono venire a studiare quando vogliono, a fare delle piccole riunioni tra di loro, insomma stiamo cercando di fare questo luogo sempre più attrattivo per i nostri cittadini e anche per i paesi limitrofi. Chi vuol venire sono tutti ben accetti. Sono molto felice di questa giornata, la gente ha accolto il nostro invito a inaugurare questo bellissimo luogo e basta, sono felice. Ecco.